Buongiorno a tutti, benvenuti all'Outlet Village di Palmanova. Siamo a una settimana dall'avvio del campionato di CFVG, la massima espressione del comitato della FIPA FVG, rappresentata dal presidente Giovanni Adami. Però accanto al presidente Adami, ciao Giovanni, e poi magari ci saluteremo, no? Sarei qui davanti a presentare assieme al Poro Biasato dell'ufficio gare l'intero campionato, l'intero programma del Basket Day. Parleremo, cara Silvia, buongiorno anche a te, anche di pallavolo, visto che c'è il presidente Tera, buongiorno anche a lei presidente. Che ringraziamo ovviamente di essere qui. C'è una sinergia importantissima tra basket e pallavolo che sta andando avanti negli anni, no? Negli ultimi anni. Un connubio tra i due comitati, anche assieme all'Hotel Village, visto che abbiamo premiato che ci ha ospitato alla fine dei campionati e anche ora ci ospita alla presentazione di questi campionati regionali. Siamo molto felici e pensiamo insomma di rivederci anche alla fine di questi campionati, si presentano belli interessanti, direi. Questa era Martina Moriti dall'Hotel Village, ospitarci anche più avanti. Bando alle ciance, noi abbiamo preparato una piccola clip che riassume un po' tutto quello che abbiamo fatto nell'anno scorso e che vorremmo continuare a fare. E poi parleremo con il presidente FIPA regionale Giorgio Tirè. E allora andiamo con la clip. Voglio sottolineare che tutte queste cose sono passate per FVG Sport Channel, si sono viste su FVG Sport Channel, anche l'Imoco che avete visto, sono immagini che sono passate su FVG Sport Channel, era la finale scudetto. E dunque avete visto di tutto, avete visto la nazionale e c'eravamo anche lì, avete visto l'ultimo punto preso dal campo della finale nazionale Under 18, insomma un impegno per noi che continuerà in tutto quest'anno e andremo a scoprire come. Intanto lo facciamo con il presidente Giorgio Tirelli che ci è venuto a trovare, grazie presidente, e con lui parliamo soprattutto dei campionati regionali che stanno per prendere il via, campionati regionali che iniziano prestissimo e finiscono tardissimo quest'anno. Sì, anche perché per fortuna abbiamo mantenuto quasi totalmente i numeri di squadre che avevamo gli anni precedenti, nonostante la maledetta crisi che colpisce tutti quanti. Quello che voglio dire è che l'impegno che comunque dal punto di vista del comitato regionale non è finalizzato solo ed esclusivamente al svolgimento dei campionati,
ma stiamo anche lavorando sui rapporti con la scuola e con altri enti che ci daranno una mano per far crescere ancora il nostro movimento, perché l'importante è soprattutto quello che è il nostro, come dire, come potrei dire, quello che dove vogliamo arrivare è comunque a mantenere l'età media più bassa di buona parte delle altre federazioni. Noi lavoriamo tanto sui giovani e vorremmo continuare in questa direzione. Passerei allora alla serie B1 femminile. B1 femminile, che vediamo qua rappresentata dalle ragazze dell'Atomat e da Andrea Coccolo della città Fiera Martignacco. Vi chiederei di venire qua dai Annalisa Sogni, Elisa Cardani, no, è il nome giusto? Sì, certo. Due ragazze che quest'anno fanno parte della rosa dell'Atomat. B1 femminile, l'abbiamo detto, una squadra leggermente rinnovata che punta anche lei sulle ragazze giovani. Voi siete le più esperte, diciamo così si dice di solito. Sì, quest'anno siamo molto giovani, ma la voglia di lavorare è tanta, quindi abbiamo iniziato già da un mese e insomma speriamo di fare bene. Annalisa, quest'anno cambio in cabina di regia, c'è stato un cambio in cabina di regia, Sissi Wolf, mi sembra sia il suo soprannome, un attimo di pausa quest'anno per lei nelle serie nazionali. Come sta andando questa nuova squadra? Avete già un po' testata nei primi allenamenti? Come ti trovi? Mi trovo molto bene, sicuramente come l'anno scorso, anche le ragazze nuove sono molto propositive, anche loro molto giovani, i palleggiatori sono estremamente giovani, una ragazza del 94, una del 96 e poi c'è Nieni Guidi, Elena, che è arrivata da Breganze con cui ha fatto la promozione e quindi insomma sicuramente porterà qualcosa in più alla squadra. Secondo allenatore del Città Fiera Martignacco, l'abbiamo visto in molte di quelle immagini della promozione della Coppa Italia. L'anno scorso è stato un anno incredibile. Anno meraviglioso, pieno di emozioni, rivedendo le immagini si è ricreato un attimo tutto quello che abbiamo vissuto, è stato un anno fantastico, di più non potevamo pretendere. Allora, ti chiedo, avete già fatto un assaggio del campionato, del livello del campionato di B1 a un torneo internazionale al quale avete partecipato in Liguria, se non sbaglio? E come è andata e come si prepara la squadra? Se c'è un po' di emozione, com'è questa attesa di affrontare? Domani inizierete già la Coppa Italia. Sì, abbiamo appena partecipato a un torneo in provincia di Savona, è stata una bellissima esperienza perché abbiamo avuto modo di testare sia squadre del nostro girone di B1 in Piacenza, che è una corazzata con nomi di prestigio, e l'abbiamo testata anche giocando una partita contro di loro, per cui abbiamo avuto la prova sul campo. Ci siamo incontrati anche con altre squadre di livello internazionale, serie A francesi, slovene, abbiamo avuto una bellissima esperienza, siamo arrivati quinti su 12 squadre, quindi un buon risultato, e domani iniziamo l'avventura di Coppa Italia con Padova, che anche quella sicuramente sarà un buon test. Allora ti ringrazio e concludo qui la panoramica sul volley. Noi siamo un po' come il fratello piccolo, il terzo fratello, quello che sgomita per venire fuori, però anche noi pallavolisti siamo bravi a sgomitare per farci sentire.
regia, con questo chiudiamo il Basket Day 2012, turno d'andata. Un successo clamoroso, grazie ai ragazzi che hanno commentato, Zanna, Giambosio, Bebe, grazie a tutti voi, grazie a te Albe in regia, è stata una grande giornata, come sempre tanta pallacanestro, solo su FVG Sport Channel, alla prossima. Johnny, si è intravisto qualcosa del Basket Day dell'altro anno, però Basket Day sarà anche quest'anno fra una settimana, si viene avanti, bravo. Sarà Basket Day anche fra una settimana, però teniamo ancora un po' tutti sulle spine prima di svelare l'intero programma, perché bisogna presentare anche che cosa riguarderà la CFVG del prossimo anno, no? Nella sua complessità. Ci sono tante novità. Sì, intanto volevo segnalare una cosa, buongiorno a tutti. Avete visto la stanchezza con cui Davide Michelis dopo 2 giorni di Basket Day ha chiuso l'intervento televisivo, nel senso che io che lo conosco da secoli vi posso dire che non ho mai visto questa videoclip e andava avanti col pilota automatico nel salutare e mandare e dare l'appuntamento al Basket Day di ritorno. Questo per farvi capire l'impegno che ci mettono loro, ma anche la stanchezza dopo 2 giorni, dopo 48 ore di Lignano. Lignano che per noi ormai è diventato un must. Quest'anno c'è stata l'apprezzabilissima richiesta anche da parte di Monfalcone, che si è messo a disposizione per ospitare il Basket Day di andata. In realtà abbiamo preferito alla fine continuare sulla scia di Lignano, perché vogliamo dare così il segnale della fine della stagione estiva, l'apertura della stagione dei canestri, e poi andrà a concludersi proprio a Lignano con la Coppa Triveneto nell'ultimo weekend 28-29 di giugno, Coppa Triveneto che si giocherà con gli amici del Veneto all'aperto a Lignano Pineta, e quello è la fine della stagione dei canestri e l'inizio della stagione balneare della nostra mente malata. Scassati un attimo, perché così facciamo vedere l'intervento che ha fatto Davide con Enrico Tomat a Lignano con l'assessore Perini, perché Basket Day, come ha detto tu, si terrà a Lignano sabato e domenica prossimi, quindi altra clip. Assessore Brini, siamo pronti per presentare un grande evento cestistico. Parte il grande basket di questa regione, e Lignano un'altra volta in prima linea ospiterà questo grande Basket Day con la prima palla 2 sui campionati regionali. La Serie C, tutta Lignano, Palasport di Vela Europa, una tradizione che si rinnova, e devo dire grazie a te assessore, siamo qui all'Outlet a presentare la manifestazione. Tu non ci sei per motivi chiaramente di impegni istituzionali e professionali, ti rubiamo 30 secondi. Grazie. Voglio dire che il Basket Day per Lignano è la ciliegina sulla torta del mese di settembre, in quanto tutto questo mese i fine settimana sono stati dedicati allo sport di altissimo livello, e credo che iniziare a Lignano il campionato di basket di tutta la regione sia un ottimo punto di arrivo per chiudere il mese in bellezza. Sì, Lignano che rimane una grande città di sport e turismo, un binomio inossidabile, mi verrebbe da dire. Certamente, anche perché sia sotto il profilo delle manifestazioni turistiche, quindi per il prossimo anno punteremo sui grandi eventi. Quest'anno abbiamo iniziato con David Guetta, ma anche il Festival Show è stato un grandissimo evento, e contestualmente puntiamo anche sui grandi eventi sportivi, e per cui tutto ciò che fa sport a Lignano è benvenuto. Ora, oggi alziamo il sipario su questo Basket Day 2013, ripeto, ormai Lignano è una tappa fissa, tutte le squadre sono lì che ti ascoltano. Assessore, il tuo saluto, tu in bocca al lupo alle maggiori realtà, alle eccellenze cestistiche del Friuli Venezia Giulia. Io credo che la nazionale di basket in Slovenia, anche se non arriva alle finali, ha dimostrato che l'Italia può farcela, e naturalmente partendo dalle squadre di Serie C per poi arrivare alla B e al campionato naturalmente di Serie A. L'augurio che faccio a tutti coloro che parteciperanno a questo Basket Day è quello di arrivare in Serie A e portare in alto il nome dell'Italia e del nostro basket. Bello anche l'intervento dell'assessore Perini, arrivato anche Dario Closetti. Ciao Dario. Johnny, andiamo così, partiamo in quarta con la presentazione del Basket Day, così ci sono tanti presidenti qui in sala che vogliono capire l'ordine di partenza, no, di queste partite. Abbiamo preparato una slide, sì, le mandiamo? Va bene.
abbiamo presentato al campionato col presidente Adami, girava anche un calendario provvisorio, no? Alle società, vero Paolo, nelle scorse settimane, quindi poi sarà consegnato, sì, è qua, lo lasciamo lì se no cade lo striscione. Girava un calendario, quindi le società sanno già contro chi giocheranno sabato e domenica, però non sanno l'ordine, no, delle partite, quindi si comincia con il Basket Day a Lignano, sabato 28 settembre. Allora 15 Codroipo contro Fogliano, questa qui è la prima partita, quindi si alzerà il sipario col Basket Day con Codroipo contro Fogliano. 4 partite sabato e 5 la domenica, questo non era stato ancora detto. Poi alle ore 17 Pallacanestro Monfalcone contro Bussera di Sfagagna. Dario, sei contento? lo dirà esattamente domenica libera, poi lo dirà anche il tuo allenatore Enrico Musiello. Poi alle ore 19 Bragg San Dorigo contro Falcostamo Falcone. Big match. Rolando, va bene? Domenica libera anche per voi? Abbiamo il matrimonio del capitano la domenica, quindi avevamo chiesto la possibilità di giocare il sabato. Sì, perfetto, quindi Speriamo di festeggiarlo bene. alle ore 19 si gioca uno dei big match del primo turno. Tra l'altro anticipiamo, apro una piccola parentesi, Caligaris contro Corno di Rosazzo, Falcostamo Falcone è anche il big match della seconda d'andata, quindi Presidente Basso, Rondo Cerigione, Gemma Falcostamo vi incontrerete in CFVG già la seconda d'andata dopo esservi incontrati anche in DNV in passato. E poi sabato sempre alle 21 però Tate Calzudine contro Caligaris contro Corno di Rosazzo. Guido Padani, presidente dell'UBC, va bene? No. Male che non era il processo anche il sindaco. E questo qui è il programma della prima giornata di sabato, quindi alle ore 15 ripetiamo che dopo contro Fogliano, alle 17 Pallacanestro Monfalcone contro Fagagna, alle 19 San Dorigo contro Falcostamo Falcone, alle 21 la Tecalzo UBC Udine contro Corno di Rosazzo. Passiamo alla domenica, 5 partite come anticipato. Ho scritto 4 ma sono 5. Allora, alle ore 11.30 Trevisan Artigiana contro Alimentare Goriziana. Presidente Rosso? No. Prestissimo? No, innanzitutto devi sapere come sono stati fatti questi sorteggi. E dopo lo dirà Paolo magari. Magari se lo dice prima. Sì, sistema Free Life, va bene, se no poteva dire anche Paolo dopo. Quindi poi alle 13.30 Sebolana contro Credit Friuli Cervignano. Alle 15.30 Torre Grande contro Ferruccio Romance. Alle 17.30 Bulldog San Daniele contro Radenska Bor Trieste, anche questa è una sfida che ha contrassegnato la scorsa edizione della CFVG, come anche Rorai contro Romance, erano due delle prime 4 squadre, le prime 4 teste di serie dei playoff uscite poi al primo turno. Poi chiuderà il programma alle 19.30 Fluid System 80% contro Epping Don Bosco Trieste. Questo è qui l'intero programma del Basket Day tra sabato e domenica, quindi sabato 4 partite, domenica 5, si comincia sabato alle 15 e poi la domenica alle 11.30. E volevo regalare il libro dei 90 anni della Federazione Italiana Pallacanestro, un libro fotografico, una serie di storie legate alla maglia azzurra e a un secolo di pallacanestro, al presidente e amico, nella speranza che trovi posto nella vostra biblioteca. Grazie. Ed è simpatico, non voglio portarti dalla nostra parte, lo so che è impossibile, però che sia un piccolo ricordo della giornata. Da poco più che bambino giocavo a basket. Ah beh, svegliamo. E non possiamo dimenticarci dell'outlet di Palmanova che ci ospita, Outlet Village che ci ospita e ovviamente con premio analogo, un ricordo, a ricordo appunto della giornata odierna e di tutto quello che facciamo assieme, che per noi è un grande motivo di grande orgoglio e non finiremo mai di ringraziarvi. Quindi aspetta che do la mano, così Se posso rubarti 10 secondi. come no? Naturalmente solo perché Martina altrimenti Grazie mille.
Solo tu. Paolo, puoi baciare anche tu se vuoi. Grazie, vogliamo. Da Caligaris ci vedremo sui campi, no? Ci vediamo sui campi, senz'altro, mi ha fatto molto piacere dividere con te questa presentazione e dividerla con tutto il mondo del basket naturalmente. Ringrazio tutti quanti e ci vediamo, come detto giù, sui campi, sempre su FVG Sport Channel. Grazie!